Mi, mi senti al microfono? Ti arriva? Uno, due, tre, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Ok, qui modula apposta. Poi il volume, vabbè, io lo abbasso un po', se lo alzi tu. Ai sostenitori delle squadre partecipanti al gioco che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro o fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive. Amici di Futsal TV, amanti del calcio a 5, benvenuti e ben ritrovati al Pala Lavinium di Pomezia per la 12ª giornata del campionato di Serie A di Futsal. Oggi sarà Fortitudo Pomezia contro Pirossigeno Cosenza, entrambe in un periodo poco roseo, per usare un eufemismo, ma con segnali positivi, entrambe in cerca di continuità e di risultati nel giorno del ritorno a casa nel palazzetto di Yera Hernandez. Arriva a far visita
il Cosenza di Mister Tuoto, non certo per fare una passeggiata. Allora eccole le squadre che hanno sfilato e stanno continuando a sfilare sul parquet del palazzetto. Fortitudo Pomezia oggi in tenuta blu, risponde il Cosenza rispettando i colori sociali, maglia rossa con tinte blu. Presentiamo anche la terna arbitrale che dirigerà la gara. Il primo arbitro che vedete inquadrata ora, tra l'altro il primo arbitro sarà Bartolomeo Burletti della sezione di Palermo, il secondo a coadiuvare Pasquale Crocifiglio della sezione di Napoli, al crono il signor Alex Iannuzzi della sezione di Roma 1. Foto di rito da una parte, vediamo quali saranno le scelte dei due allenatori. Vediamo da una parte e dall'altra i due estremi difensori che non vengono cambiati salvo necessità o complicazioni. Da una parte Francesco Moniterno, dall'altra Del Ferraro. Il quintetto scelto da mister Nuccorini, che è già pronto a dare il via all'ostilità, è composto da appunto Francesco Moniterno tra i pali, Micheletto, Dudu, Michelangelo e Juanfran. Dall'altra parte ancora non riusciamo a capire le scelte di mister Tuoto, che le sta forse dichiarando adesso. Forse ora possiamo finalmente dichiararlo il quintetto scelto dal mister degli ospiti, composto da Del Ferraro in porta, Marchio, Bavaresco, Petri e Poti. Fari puntati su Petri, miglior marcatore della Pirossigeno Cosenza con 7 rete fino ad ora. È iniziata Fortitudo Pomezia, Pirossigeno Cosenza, Micheletto a muovere per la Fortitudo. Dudu, Michelangelo, viene Juanfran incontro, giro a 2 tocchi, Micheletto cerca Juanfran nello spazio occupato da nessuno. Dicevo, in fase di apertura squadre che arrivano da un periodo così e così. Fortitudo nelle ultime 5 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio, l'ultima la sconfitta sul campo della Sandro Abate. Ora Del Ferraro la muove con la solita uscita dalla porta in un semi power play. Petri, Juanfran a dare una mano, Michelangelo a spazzar via. Poti, Marchio, Bavaresco, Petri, sfida Dudu, prende il centro del campo, di là da Bavaresco a 2 tocchi, Petri, Poti può giocare con Del Ferraro e lo fa. Prende campo l'estremo difensore del Cosenza, che poi scaraventa via una giocata che vedremo spesso quest'oggi, abituale di Del Ferraro e nello scacchiere di mister Tuoto. Palla lunga, ultimo tocco di Juanfran. Da notare come sempre il sostegno del palazzetto, anche oggi uno striscione che recita: lottiamo su ogni palla, vinciamo spalla a spalla, perché è questo che serve ora ed oggi, e non solo oggi, alla Fortitudo, ovvero essere coesi e non andare in affanno. Break di Bavaresco che prova ad andare, Dudu, poi Micheletto con calma, avrebbe voluto forse una transizione più rapida mister Nuccorini. Dudu la lascia lì, Micheletto arriva tardi, rimessa Cosenza dopo 1 minuto 27 secondi. Poti da Petri,
la tiene il 12, ancora Poti, calcia forte ma Moliterno attento. Primo angolo per il Cosenza, Bavaresco, palla fuori, Petri sposta e calcia, Moliterno come può, non benissimo, ma la manda lontano del Ferraro. Bavaresco cerca Petri, lo trova, c'è Micheletto in copertura, arriva anche Michelangelo, l'ultimo tocco è proprio del 14 maglia blu. Allora ancora angolo per il Cosenza. Bavaresco con la palla forte dentro, deve distendersi Moliterno. Ancora in possesso la squadra di Mister Tuoto. Bavaresco da marchio, controlla e calcia. Chiede poi un movimento diverso a Petri. Del Ferraro, cambio lato verso Petri, Dudu intercetta. Bavaresco sul punto di battuta, serve subito marchio, palla sul secondo palo dove Petri, perso dai radar difensivi, non riesce a ribadire verso la porta. Sarà rimessa, allora può rimanere in pressione Cosenza. Michelangelo cerca Juanfran, il tocco c'è stato di Petri, no, anzi sì, in versione di rimessa. Dudu, Michelangelo controlla e scarica su Micheletto, cambio lato, sfidato Bavaresco, Micheletto va sul destro, potente ma largo. Petri rischia di perderla, Petri va giù, non c'è niente, tocco dietro verso Poti che la deve mandare via, trova Bavaresco. Dudu rimette in gioco, Micheletto, cambio lato su Dudu, arriva Michelangelo, Micheletto cerca Juanfran, Poti in anticipo. Dudu tocca per Micheletto, murato il mancino, Dudu, la palla è uscita. Michelangelo verso Juanfran che sposta e calcia con deviazione, sarà angolo per la Fortitudo. Prova la giocata su Micheletto che calcia forte, il rimpallo favorisce Petri di là, 2 contro 1, Petri fino in fondo, Micheletto rientra bene senza commettere fallo, applaudito da tutto il palazzetto. Petri sul punto di battuta, fuori da marchio, la palla rimane lì, Petri calcia, largo di poco. 3-10, primo vero rischio corso dalla Fortitudo, forse un po' casuale visto il rimpallo sui piedi di Micheletto, però Petri al posto giusto, per poco non batte Moliterno. Micheletto, Michelangelo, Juanfran prova la sterzata su marchio che fa protezione, scarica su Del Ferraro, palla lunga a cercare proprio Petri che stacca ma non trova il pallone. Moliterno vorrebbe Juanfran, Noccorini chiama Raubo, non contento dei primi minuti del numero 10, allora sicuramente è pronto ad entrare il
top scorer della Fortitudo. Micheletto, Daquan Fran, forse uno degli ultimi palloni per lui, non ottiene nemmeno il fallo. Solida giocata di Del Ferraro che prende campo, possibile power play per la formazione ospite. Bavaresco si appoggia proprio a Del Ferraro che torna da Bavaresco, guarda un po' i suoi, attende la giocata. Bavaresco chiede l'1-2 a Marchio, non si chiude. Ecco le prime rotazioni dentro Raubo, pronto anche Yeray Hernandez. Micheletto verso Raubo, impreciso, allora possesso Cosenza. Adornato, Poti, Dudu brecca, 3 contro 2 possibile di là. Raubo guarda la porta, calcia, doppia deviazione, Dudu non arriva. Marchio pressato, riesce a trovare in qualche modo Petri. Micheletto bene, non commette fallo. Michelangelo chiude. Palla a cercare Petri, controlla Yeray, protegge, reclama un contatto, prima lettura ben fatta dal gigante spagnolo. Marchio si appoggia su Del Ferraro, prova a prendere metri, Adornato, protegge su Micheletto. Ancora Tornato, prova ad andare, sterza di forza, cerca il secondo palo, Moliterno col piede. Marchio, Adornato, ancora dal capitano, Petri con Del Ferraro che può prendere metri. Del Ferraro, cambio lato su Petri, ancora dal portiere, si torna dal 12, palla così e così, Esposito brecca 2 volte e gioca con Michelangelo. Poi Yeray pensa anche alla conclusione, Yeray va in porta. Del Ferraro col primo intervento decisivo della gara concede angolo alla squadra di Nuccorini. Palla fuori, Michelangelo forte, Felipigno in qualche modo. Yeray, palla dentro verso Raubo, addomesticato da Marchio. Esposito, Yeray, si muove Pelesigno, cercato invece Raubo, non c'è nulla. Del Ferraro, Bavaresco, Felipigno, Bavaresco, la muove bene la pirossigeno, ottiene rimessa la Fortitudo. Pelesegno l'ha già mossa per Esposito, si torna dal 2. Yeray, poi Pelesigno, cerca Raubo, la palla non passa, arriva Esposito. Yeray, ora da Raubo, che addomestica come può, ottiene il massimo. Yeray da Raubo, ancora braccato da Marchio.
Ierai cerca il secondo palo. Felipigno, Adornato, cambio lato su Marchio, ancora dal 3, arriva Bavaresco, si muove Felipigno, cercato e trovato. Adornato tra le linee, sposta di là Bavaresco, secondo palo, non arriva Felipigno. Pelesigno la tiene sulla pressione di Felipigno, in mezzo a 2, ancora il 2, la perde e commette fallo. Bavaresco, Del Ferraro, Marchio da Bavaresco, deve abbassarsi Del Ferraro che ora non può riprenderla. Felipigno rischia un po', Bavaresco riesce a passare e dà indicazioni al 22. Felipigno, Del Ferraro, Bavaresco contro il movimento di Marchio, servito ora, protegge il suo Esposito, torna da Bavaresco, si muove Felipigno che la chiama, la palla è giocata proprio per il 22, imprecisa, non può prenderla. 12:13 sul cronometro, una partita che sta nel primo tempo che sta andando via senza grossi episodi da annotare. Felipigno ora in anticipo, la palla non tocca la parte alta del palazzetto. Una semplice rimessa per la Fortitudo, dicevo, primo tempo un po' a ritmi blandi, senza troppe interruzioni. Cesaroni verso Raubo che lotta con Marchio. Bavaresco su Felipigno che fa salire Del Ferraro. Felipigno, Del Ferraro prova in banda da Marchio, si è mossa bene la difesa della Fortitudo. Cesaroni, Ierai, Esposito, Ierai, palla verso Raubo, ancora a lottare con Marchio, riesce ad appoggiarsi, Ierai sposta, calcia con la punta, Del Ferraro ancora a dire no al numero 4. Ierai 2 volte, Del Ferraro blocca e va a lungo verso Pagliuso che non può controllare un pallone del genere. Molitiero non può rimettere con le mani, tornato Dudu, Molitierno va da Raubo. Cesaroni, Dudu, Esposito, Dudu, Cesaroni, Raubo, ancora Dudu, schiato fallo il primo ai danni di Cesaroni. Cesaroni, Dudu, va da Raubo che la tiene su Marchio, chiedono un fallo che non c'è, Bavaresco prova a ripartire, Bavaresco di là, Cesaroni non trova l'impatto col pallone, Esposito
a mettere una pezza. Sta arrivando anche Del Ferraro che va da marchio, ancora dal portiere, errato il tocco verso Bavaresco. Dentro anche Fanelli e Poti, i primi minuti per Fanelli in questa gara. Cesaroni lungo nella terra di nessuno, ha visto Del Ferraro un po' fuori la sua porta. Tiro onestamente che non poteva impensierire il numero 24 Esposito. Cesaroni riesce ad andare in qualche modo, poi Esposito, poi Bueno, Dudu da Cesaroni. Dudu rischia, prova ad andare Fanelli, messo giù con un fallo secondo il direttore di gara, il primo anche per la Fortitudo. (9:48 al termine della prima frazione). Fanelli sul punto di battuta che prova a toccare per Poti, doppio scambio, Fanelli in mezzo per Petri, giocata su Michelangelo, poi Del Ferraro lungo, Molitier non la fa sua, vorrebbe palla subito Michelangelo, cercato con precisione dal 22. Michelangelo, Dudu sfida Poti, sta arrivando Bueno, Micheletto col mancino largo. Del Ferraro da portiere a portiere, Molitier no, Dudu, Micheletto, poi Michelangelo, palla di là, Bueno può sfidare Bavaresco, sta arrivando anche Micheletto, Bueno entra nel campo, Dudu la vorrebbe nuovamente Bueno, Dudu la sposta e torna dal numero 7, si muove Michelangelo davanti, Dudu, Michelangelo, sta arrivando per concludere Micheletto, sposta e calcia il numero 14 che ottiene angolo. Michelangelo potentissimo ad una spanna dall'incrocio. Ha rischiato di fare un gol bellissimo Michelangelo. Petri sullo scarico. C'è la lettura in chiusura di Michelangelo. Guadagna possesso e metri il Cosenza. Petri da Fanelli che calcia di prima intenzione, provando ad emulare Michelangelo, decisamente più distante dallo specchio difeso da Molitierno. Michelangelo, Micheletto, Dudu lascia lì, Michelangelo prova in banda, chiusura di Poti insieme a Petri che poi frana addosso a Molitierno. Micheletto, Dudu, Michelangelo, sbaglia l'appoggio su Dudu, poi prova a rimediare, ci riesce ma con un fallo.
Bavaresco da Fanelli con l'esterno del Ferraro, la tiene giocabile, viene incontro e la gioca Poti, poi Fanelli, Poti in banda da Fanelli che corre con Bueno, va giù senza fallo, rischia poi Fanelli passa su Bueno, fallo e vediamo il colore del cartellino giallo. Ha rischiato tantissimo da Fortitudo, terzo fallo, piccolo momento di blackout della formazione di casa che ora concede una grossa occasione al Cosenza. Tanti meriti vanno a Fanelli per aver lottato anche su questo pallone ed è proprio lui a sistemare la sfera con cura. Vediamo se andrà direttamente in porta o se cercherà il mancino di Filipigno. C'è il fischio. Fanelli direttamente in porta, Murato, Filipigno con la punta, ancora Moliterno. E viene anche ammonito Fanelli dopo l'ammonizione rifilata a Bueno. È il secondo ammonito della gara, uno per parte, quando siamo a 7:20 dal tramonto della prima frazione. Filipigno, Bavaresco, cambio lato su Petri, sta arrivando Poti, servito, Poti tra le linee, Filipigno non controlla. Michelangelo cerca Bueno, corre con lui Bavaresco e lo spinge legalmente fuori dal campo. Bavaresco, gran giocata su Filipigno, Petri sulla stessa linea, Filipigno calcia in porta. Lo aveva lasciato Michelangelo, strigliato da Moliterno. Time out chiesto ed ottenuto da Nuccorini. Terminato il minuto di time out, vediamo cosa avrà preparato mister Nuccorini. Dudu, Raubo in sicurezza su Micheletto che prova ad andare su Filipigno, ci riesce, palla dentro, Dudu suola, destro, murato da Petri e poi ripartenza possibile per la pirossigeno. Poti cerca Petri ma non lo trova. Micheletto, Dudu,
Raubo, Michelangelo, Micheletto, Raubo con lo sguardo, Michelangelo con i piedi da Dodù. Ora il numero 14, cambio lato su Micheletto, può sfidare Poti, rischia di perderla e poi combina un pasticcio Micheletto. Poti spezza la linea del Ferraro, Felipigno con calma da Poti, Poti ora, Felipigno la sposta, ancora Poti, forte, Moliterno in due tempi, protetto da Esposito, Ierai, Dodù, va via Dodù, possibile 3 contro 2, punta al centro Dodù, scarico su Esposito, 1-2, Dodù, Bavaresco, anzi Marchio con un super salvataggio. Ora Marchio, dopo il tocco di Ierai, a 5-10 dalla fine del primo tempo. Del Ferraro, risultato ancora fermo sullo 0-0. Adornato, Bavaresco, Adornato incontro, Bavaresco, cambio lato su Poti, guarda negli occhi Ierai, sposta e calcia, ultimo tocco del numero 4 in maglia blu, angolo per la Pirossigeno che ora prova a rimettere il naso dalle parti di Moliterno. Poti, arriva Bavaresco, Marchio prova ad andare, Ierai forte e lontano. Adornato rischia sulla pressione di Esposito. Adornato, Poti prende metri del Ferraro, cercato del Ferraro dentro, Marchio con la punta del destro, ha una spanna dal palo e a centimetri dal vantaggio Cesaroni. Ierai non si intende con Esposito che comunque concede un cenno d'intesa. Del Ferraro in banda da Adornato che sposta, ma il campo è finito, allora sarà rimessa per la Fortitudo. 3:56 allo scadere. Esposito gioca con Moliterno, davanti per Raubo che sbaglia il controllo. Poti da Del Ferraro, ancora da Poti, ancora Del Ferraro di prima, Marchio, Moliterno, la porta è vuota, vorrebbe palla, Ierai la ottiene, Raubo, esce Poti, palla di là, Cesaroni sposta, secondo palo Esposito, in estirada Matteo Esposito a portare avanti la Fortitudo. Ripartenza da manuale, palla perfetta di Paolo Cesaroni, Esposito in estirada. Cambia il parziale a Pomezia, è avanti la squadra di casa. Esposito, Cesaroni prova ad andare di prima da Raubo, impreciso.
Adornato. Poti, Marchio, ancora Poti, Bavaresco, Poti del Ferraro, riesce a trovare Adornato in banda, ci mette forse troppo Ierai, sul gambone. Poti, si muove Marchio, Poti rischia, Cesaroni da Raubo, sta arrivando anche Juanfran, Raubo verso il centro, calcia in porta con la punta, alto. Petri, Bavaresco, ancora da Petri, la tiene, braccato da Ierai che lo guarda dritto negli occhi, gli chiama il cambio Cesaroni. Petri, Adornato rischia un po', la tiene, ora da Marchio, Bavaresco, Petri, va fino in fondo Petri, messo giù da Ierai. 1,50 allo scadere, quarto fallo per la Fortitudo, anzi quinto. Ne ha perso uno. E time out in favore della Perossigeno Cosenza. Esposito. Io credo sia il primo, iniziava alle 18. Dovrebbe essere il primo. Questi sono gli ultimi a 0 punti. Magari la vinci, no? C'è il fischio, Petri lascia a Bavaresco, palla fuori, Filipigno, poi Petri scodella e Dudu salva. Grande occasione per la formazione ospite. Petri dice qualcosa a Molitierno, probabilmente si tratta di complimenti. Bavaresco, Petri, punta Ierai, quinto fallo Fortitudo, quindi non deve rischiare di concedere il tiro libero alla formazione ospite. Petri da Filipigno, torna da Petri, 1,20 allo scadere. Petri sfidato Ierai, Petri prova ad andare, palla che esce, Bavaresco in qualche modo, Dudu, poi Raubo sui piedi di Michelangelo, sposta e calcia forte col mancino, non c'è deviazione, anche se forse Del Ferraro aveva toccato. ...52 secondi, Filipigno, Petri, sfida in banda Micheletto, Petri prova ad andare, non c'è nulla, Micheletto riparte, Micheletto prende il centro, 4 contro 3, Micheletto in porta, Del Ferraro in angolo.
Dudu, Michelangelo, 30 secondi, Michelangelo in isolamento, vuole andare da solo Michelangelo col mancino, murato da Petri. Dudu, Micheletto, Dudu, va da Moliterno, palla lunga verso Michelangelo, Bavaresco in anticipo, rimessa laterale. Michelangelo, Dudu, lunga verso Raubo, anticipata ancora da Marchio, fino in fondo Marchio, calcia, Dudu lo mura. Suona ora la sirena, nonostante Bavaresco sia andato vicino al gol del pari, sarebbe stato tutto invano. Finisce la prima frazione tra Fortitudo, Pomezia e Pirosigeno Cosenza. Avanti la squadra di casa con il gol di Matteo Esposito. Stava a perdere uno. Però... Giorgia. Sì. 2 di squadra e qualche azione. Aspetta.
programma con la diretta del fisico come prima con le squadre a fischio quando stanno già schierati. Ok, perfetto, schierare, ok, perfetto. Hai visto che giro dei finte spettacolari? Blocca cambio campo, blocca cambio campo. Quello il gioco, sono maledetti sul calcetto, maledetti. Ah, consideri che ho fatto 18 partite con me, lascio immaginare gli occhi come stanno. Ma non era professionista per questo. Ho rischiato le porte, sono il corpo gentile. Ho capito, nel senso proprio come questo tu agganci una cosa e ci stai dentro, no? Oppure lo sai che gioca è pure la sensazione. Il giocatore magari pure se ti qualcosa che sta. Se subisci il fatto che ti dà la sensazione che hai sbagliato pure tu, e tu fai venire dubbio pure alla persona che tu non sei sicuro, finita e te mangiano questi da prima. Aspetta, uno, commissario, sono 2 o 3, sono 3 altri, attenzione, fanno la cassa di centrocampo ha detto. Ricomincio la registrazione, hai fatto, aspetta che sblocco tutto. Lo registrai, non sta in onda? Non sta in streaming, vai, sì, dai. Che è proprio bello, guarda. Lo sei visto tu? Sì. La busta Lo vuoi mettere? Né lui né Luca si fidavano, Luca rimaneva fino alle 5 io dico solo per poi è bella perché è unita, però sono belle, quindi non devi ascoltare. Io ho sofferto quando devo ascoltare.
sono belle le foto. Hai visto che... No. Vedi la mafia? Quando ti dico che... Cioè, stavo di fare le foto... Torniamo live dal Pala Lavinium di Pomezia in attesa della pirossigeno, perché sul parquet c'è già la Fortitudo di mister Nuccorini pronta a ripartire con Mogliarno tra i pali, Ierai, Cesaroni, Juanfran e Esposito, quest'ultimo autore del gol che fino ad ora sta decidendo la gara, come potete vedere in grafica. 1-0 per la Fortitudo e allora continuiamo ad attendere. Io ero convinto, in stadia mo me ne a qualcuno perché sentivo, cioè... ma immaginavo che cioè, li sentivo, no. Dico spero che non stanno due ragazzini, cioè... ma te sentivo stavi avvelenata proprio. Infatti hai visto Michele, pure Andrea ti diceva, vabbè, adesso stai qua, ti diceva, vabbè, sì, ma tra l'altro stavi in via voce con mezzo paralavinico, quindi cioè... no, ma si sentiva. Arriva finalmente anche la pirossigeno Cosenza del Ferraro, Petri, Poti, Marchio e Bavaresco. Esattamente il quintetto che ha dato via all'ostilità e che dà via alla seconda frazione. Petri, Marchio rischia di perderla, poi ottiene il massimo scaraventando il pallone addosso a Ierai. Poti, Petri, Poti chiama del Ferraro che riceve e prende campo. Poti dentro, Esposito cerca subito la porta, non contento Nuccorini che ora chiama pressione per non far giocare del Ferraro che prende i metri dall'altra parte. Poti lo serve ora, a campo e può andare del Ferraro che sbaglia il controllo con l'esterno del destro. Cesaroni, Ierai di prima verso Juanfran. Del Ferraro, Poti, Ierai con la punta da del Ferraro che rischia un po'. Cenno d'intesa comunque tra Poti e del Ferraro. Esposito, Ierai, Cesaroni da Juanfran, la tiene e esce da Ierai. Ierai cerca Juanfran, ancora impreciso nella giocata verso il pivot. Poti, Bavaresco, Poti del Ferraro, prende metri il Cosenza. Poti, Bavaresco,
Ancora Poti, rischia, Bavaresco tra le gambe di Juanfran, Poti poi da Petri, Ierai arriva prima. Palla lunga, Ierai con la testa, Marchio, ultimo tocco proprio del capitano del Cosenza. Ierai, Esposito, Ierai, va a lungo Juanfran, va a lungo anche Cesaroni, per il poco Juanfran non beffa del Ferraro che va con le mani da Petri, controlla, girata e Maxi Molitierno a dire no. Si è fatto anche male, rivediamo la gran giocata di Petri, poi nello scontro fortuito sembra averla peggio il pivot in maglia rossa, anche se rimane a terra dolorante anche Francesco Molitierno, autore di una splendida parata. Si rialza Petri che però non riesce, almeno per ora, ad uscire sulle proprie gambe. Speriamo che non sia nulla di grave. Dentro Pagliuso. Bavaresco, cambio di lato, Juanfran, Poti protegge. Pagliuso rischia un po', Bavaresco la tiene, scodella da Marchio, protezione sull'arrivo di Esposito, giro da Poti, esce Pagliuso e Poti rischia non poco e poi va da Marchio, Bavaresco, Esposito, rimessa. Bavaresco, Poti del Ferraro, prende la linea, cambio lato, Bavaresco va via, Bavaresco, palla, secondo palo, non trovato Marchio, aveva fatto tutto bene la formazione di Tuoto, infatti applaudi suoi. Molitierno, Poti, converge, scarica su Bavaresco, ancora da Poti, arriva Ierai, cambio volante, urla Molitierno, palla lì, Poti torna da Pagliuso, controllo e destro, ancora Molitierno. Che infatti non l'avete sentito, ma fa riferimento ai cambi. Bavaresco, del Ferraro, palla dentro, Pagliuso calcia. Sta arrivando con più facilità la formazione di Tuoto.
Break di Cesaroni che corre verso la porta, poi è solo, cerca Raubo, non lo trova, allora può tirare un sospiro di sollievo del Ferraro, che ora va dall'altra parte verso la porta, Raubo e poi Molitier non la tiene giocabile, non c'è portiere, allora tenta il gol della domenica, non trovando lo specchio. Pagliuso, palla a metà, Raubo, Dudu, Molitierno, ancora per il numero 30, si muovono Michelangelo e Raubo, servito il primo, si torna da Dudu, cambio lato su Micheletto, la chiama Raubo che deve lottare ancora con Marchio, Micheletto non va dal pivot ma torna da Raubo, Michelangelo, girano i tre, si abbassa ora Raubo, servito Dudu, e ancora possesso Fortitudo che gira con calma, Michelangelo, Micheletto, Dudu, Micheletto, scarica Michelangelo e subisce fallo. Il primo della ripresa, Micheletto, Raubo, Dudu, Micheletto, Michelangelo, cerca Raubo che corre, lotta con Marchio, palla comoda per Del Ferraro. 15:10 allo scadere. Poti. Marchio calcia, Micheletto e poi Molitierno si allunga e la tiene. Michelangelo, Micheletto la perde nel secondo controllo. Poti, Bavaresco si rimette dietro la squadra di Muccorini, la vuole Del Ferraro. Micheletto, Dudu, Micheletto, Michelangelo verso Raubo che prova ad accomodare. Marchio usa sempre le mani ma sempre legalmente secondo i direttori di gara. Felipigno arriva e calcia, ancora lontano dal bersaglio grosso. Dudu, Micheletto, Dudu, Michelangelo, Dudu, Felipigno, Del Ferraro. Palla lunga verso Marchio che non può arrivare. Molitierno verso Dudu, anticipato da Felipigno, la tiene Pagliuso, no. Micheletto, Dudu, la vuole Raubo, la tiene, Raubo si gira, calcia Del Ferraro, poi Marchio in qualche modo rimessa. Raubo cerca il gol che gli manca da 2 giornate. Micheletto va col destro, palla in angolo, dicevo gol che manca da 2 giornate e vista la sua media realizzativa è una notizia. Miglior marcatore della Fortitudo con 10 reti. Dudu, palla fuori, Micheletto al volo,
potentissimo ma ampiamente largo poi Marchio, sfortunato nell'ultimo rimpallo. Michelangelo, Dudu, Micheletto, palla in fascia per Michelangelo seguito da Felipigno, poi non trova pallone Dudu, fortunato perché dietro di sé non c'era nessuno. Raubo cercato ma non trovato. Dudu ha sgasato Micheletto che poi è costretto a tornare indietro, cerca di ricevere, Felipigno brecca su Michelangelo, doppia deviazione ancora, Michelangelo a lottare, prova a passare in mezzo a due, Dudu, scodella, Raubo, possibile transizione, 3 contro 2, sta andando la Fortitudo, ma viene fischiato fallo. Decisione onestamente contestabile, è più che lecito che la panchina reclami, perché Raubo e la Fortitudo stavano andando verso la porta con un 3 contro 2. È stato ammonito Adornato. Dudu, Michelangelo, Micheletto, Dudu, Michelangelo, ancora Dudu, Raubo, anticipato da Marchio che gli fa perdere il tempo sul controllo. Rimessa Cosenza, Adornato, Poti, cambio lato verso Felipigno, Tuoto chiedeva e continua a chiedere una giocata diversa nel mezzo, che non è la prima volta che questo pallone viene recapitato in out, cercando un passaggio sulla banda. Ora Michelangelo con un pallone così e così di Micheletto, non lo perde il numero 14 che ora è anche intelligente e fortunato. Fallo il terzo e ammonito Poti. C'è l'ok Michelangelo, Micheletto, si muove Raubo, Marchio arriva prima, Micheletto, così e così. Cambio lato, Felipigno al volo, Molitier non la tiene, stava arrivando Marchio. Palla lunga. Nella terra di nessuno, adesso un po' in affanno la formazione di casa. Sta prendendo coraggio. La compagine ospite
di mister Tuoto. Si allarga sempre Del Ferraro, Poti la tiene e prende campo. Felipigno, ora e mezzo, Poti rischia, scarico su Adornato. Felipigno non la perde, Adornato in banda, Micheletto la tocca. Rimessa Cosenza, Adornato la muove su Poti a 2 tocchi, Felipigno sfida Bueno, prende il centro e va da Poti, impreciso il numero 22 quando siamo quasi a metà della seconda frazione. Ierai, Esposito, Ierai lungo, Del Ferraro la chiama, la fa sua, mette in moto Marchio. Adornato rischia un po', poi trova una gran traccia per Poti, breccata però da Ierai che ora sposta, va verso Bueno, non si intende. Il numero 11 chiedono dalla tribuna un tiro a Ierai, che di certo i colpi non gli mancano. Ora Fortitudo un po' a metà, Del Ferraro, Bavaresco, Poti, sempre la solita trama, Bavaresco, non c'è nessuno in mezzo, Poti cerca con lo sguardo una traccia, trova Del Ferraro che prova ad accomodare su Bavaresco, pallone in out, Ierai, Esposito, Bueno, Ierai, Cesaroni, ora Ierai da Esposito, 1-2, ancora dal 4, Cesaroni va di prima da Bueno che non trova il pallone, regala un altro possesso al Cosenza. Adornato, Bavaresco, Ierai col break, Ierai sposta, pensa al tiro, va da Esposito, fuori da Ierai che si accomoda per la conclusione, poi scavetto per Cesaroni, palla verso il secondo palo, Del Ferraro para e manda in angolo. Si rivede la Fortitudo a 9:39 dallo scadere. Cesaroni, Ierai forte ma alto. Poti, è tornato in campo Petri, intanto Poti va da Fanelli che sposta, va in mezzo dove non arriva nessuno. Esposito, Ierai verso Bueno che lotta con Bavaresco, deve fare attenzione perché è già ammonito il numero 11 che ora brecca. Bueno mezza 2, prova ad andare, ultimo tocco il suo. Bavaresco, Petri, c'è Del Ferraro da solo, Petri lo cerca e lo trova, Del Ferraro, la palla è uscita. Esposito, Ierai, Cesaroni prova ad andare, ultimo tocco il suo, sfortunato nel rimpallo. Poti, Petri la tiene, sta arrivando Del Ferraro, servito ora, Poti tra le linee, prova a calciare, torna bene Juanfran, poi Ierai da Juanfran. Ierai, giro da Cesaroni, si muove Juanfran che la vorrebbe, lo scarico è proprio per lui, si infila Esposito, preferisce tornare da Ierai, ora da Cesaroni,
Ierai rischia perché va di prima, ma è imperfetto, poi preciso nell'anticipo su Poti. Poti, Bavaresco, Poti. Petri, Poti attende l'arrivo di Del Ferraro, Bavaresco, Petri ancora col cambio di lato Del Ferraro. Del Ferraro in banda, da Bavaresco, Ierai copre il centro. Ancora Juanfran con la diagonale fatta al momento giusto. Petri fuori da Fanelli che calcia malissimo. Moliterno, Michelangelo, si muove Juanfran, palla di là su Micheletto. Michelangelo, scavetto su Juanfran, non c'è stata deviazione come vorrebbe Michelangelo, allora possesso Cosenza. Poti, sfida Dudu, può giocare con Del Ferraro, infatti è così. Palla lunga, Micheletto non arriva, Michelangelo sì, Dudu di testa da Moliterno con molta calma. 7:25 allo scadere. Raubo non può arrivare su questo pallone, anzi Juanfran, scusate, eccolo Raubo, errore mio che ho visto il cambio imminente. Petri, Bavaresco, Poti, dentro per Fanelli che non impatta bene, ma che rischio per la Fortitudo. Marchio, Micheletto sul cambio di lato, arriva Michelangelo, Micheletto invece va in porta, chiede scusa poi il compagno. (6:50) Del Ferraro, lungo, Moliterno la fa sua. Micheletto, palla lunga, Marchio in anticipo su Raubo. Palla dentro, Michelangelo, calcia alto, ma c'è stato il fischio. Secondo il direttore di gara il pallone era già uscito. Bavaresco, Pagliuso col tocco dietro, autorete di Pagliuso, erroraccio del numero 11. La Pirossigeno Cosenza si fa male da sola. Quando siamo a 6:10 dal termine, spallata al match della Fortitudo anche e direi soprattutto grazie all'ausilio della formazione di Tuoto che, come detto, si fa male da sola. Ora Micheletto prova ad andare, passa in mezzo a due, Micheletto dopo una gran giocata, 2 contro 1, Micheletto 3-0 Fortitudo. Una magia di Leonardo Micheletto che poi va da solo in porta
1-2 micidiale della Fortitudo. E time out per Tuoto. Si torna a giocare, 5:44 allo scadere. Filippigno con la maglia gialla del portiere, quindi d'ora in poi sarà sempre power play per Mister Tuoto per cercare di riportare a galla i suoi. Michelangelo chiude ed esulta. Poti, Filippigno, Poti, Oh, press! Bavaresco, Stiamo a vincere +6. Poti, Siamo all'ultimo quarto. Filippigno, ancora da Poti. Cambio lato, Petri, Ierai arriva in anticipo, c'è Michelangelo servito, porta vuota, Michelangelo! Probabilmente la parola fine all'incontro. Gran break di Ierai che con lucidità assiste Michelangelo che da solo accomoda in porta il gol del 4-0 e concede anche un abbraccio a tutti i piccoli tifosi del Palavinium. Filippigno, Poti, Bavaresco, Filippigno, palla lì, Filippigno cambia lato, Poti, Filippigno, Bavaresco, ancora giro della Perossigeno, Adornato, Filippigno da Bavaresco, palla verso il secondo palo, no, scodellata, Poti calcia. Alto. Cesaroni verso Ierai. Bavaresco, in qualche modo Ierai manda via. Torna Filippigno, 4:10 allo scadere. Pagliuso, Poti, Filippigno, palla di là, imprecisa di Pagliuso, la porta è vuota, Cesaroni vorrebbe battere veloce, è tornato Del Ferraro, Ierai gira su Esposito, in mezzo Dudu, Ierai, 3:45 di sola gestione per la Fortitudo. Molitierno verso Cesaroni, Del Ferraro
La manda in out. Ierai, Dudu. Ierai scarica e parte. Molitierno, Dudu. Sterzata, Esposito. La tiene sotto la suola, poi Dudu, poi Ierai di prima verso Esposito. Impreciso. Poti. Felipigno. Ancora dal numero 4. Che sposta, pensa alla conclusione. Poti va in porta, Dudu. La manda in angolo. Felipigno. Da Poti che chiama giocata. Poti. Cambio lato, Adornato. Palla su, Poti mette giù. Felipigno, cambio lato, arriva Ierai, la porta è vuota. Ierai non trova il gol, il primo dal suo ritorno in maglia pometina. Bavaresco, Pagliuso, Adornato, cerca e trova Felipigno che mette giù, arriva Dudu, poi Molitierno, la porta è vuota, potrebbe calciare Molitierno, colpisce una parte alta del palazzetto. Palla di là, Felipigno, Poti. Felipigno, ancora Poti. Adornato, Felipigno. Pagliuso. Poti prova a passare, Poti, palla fuori. Ierai prova ancora a calciare dopo la gran lettura difensiva di Esposito. Ierai da Molitierno. E poi palla giù. 1:54 allo scadere. Poti. Felipigno. Bavaresco, Felipigno. Poti sul piadeforte, scarica su Adornato, ancora Poti. Felipigno. Poti. Adornato, forte Michelangelo. Gran segnale anche l'esultanza fino all'ultimo per quello che è un po' il concetto raffigurato nella scritta dello striscione. Poi Raubo a porta vuota torna al gol, come detto, che mancava da 2 giornate, l'11° stagionale per Michele Raubo, che fa 5 per la Fortitudo. ...75 secondi allo scadere. Poti, non c'è più portiere di movimento in casa Cosenza. Poti, sposta, Bavaresco, va da Marchio. La palla torna a Poti che supera Raubo. Poti in porta. Molitierno guarda la porta. Si è fatto male Bavaresco. Non ce la fa più Bavaresco, dentro Fanelli per gli ultimi scampoli di gara. Adornato va a restituire palla a Molitierno.
Ierai, Michelangelo, Juanfran, Ierai, Juanfran, Esposito, Ierai, Michelangelo, Ierai, ora palleggio in surplus della Fortitudo, Ierai trova Esposito di prima, Juanfran chiede ancora lo scambio ad Esposito, tocco gli ha tornato, rimessa Fortitudo, 20 secondi allo scadere. Ierai, Michelangelo si ferma, cenno d'intesa con gli avversari che cominciano a salutarsi, solo in attesa del suono della sirena contro la rovescia che finisce ora. Titoli di coda a Pomezia, torna a vincere la Fortitudo che ne rifila 5 alla Pirossigeno Cosenza con una prestazione molto molto convincente. Io adesso devo andare con questo. Come sempre rimaniamo collegati, rimanete collegati con noi perché tra poco ai nostri microfoni con Alessandro Bellardini avremo il contributo dal campo. Avremo il contributo dal campo appunto con i due mister. Io intanto vi saluto da Pomezia, è davvero tutto, è sempre un piacere raccontarvi le gare casalinghe della Fortitudo. Alla prossima. Buon pomeriggio amici di Futsal TV, è appena terminata la partita tra Fortitudo Pomezia e Pirossigeno Cosenza, un 5-0 per la squadra di casa, al termine di una partita sicuramente avvincente e importante. Siamo con i due allenatori, partiamo da mister Tuoto. Allora mister, festeggiavi oggi le 100 panchine con la Pirossigeno Cosenza, probabilmente non è festeggiato nel migliore dei modi, anche se comunque al netto di un 5-0 che può far sembrare un risultato molto rotondo, la tua squadra ha fatto sicuramente la prestazione oggi. Sì, vabbè, ricorderò sicuramente queste mie 100 panchine con la Pirossigeno, questo rotondissimo 5-0, però come ha detto lei è stata una bella partita, fino a 8 minuti alla fine giocata e eravamo dentro la partita alla grande, poi si rischiano alcune situazioni e può succedere anche questo di prendere l'imbarcata contro una grandissima squadra. Cosa dire,
Allora, non posso più essere contento ovviamente di quello che stiamo facendo, però la squadra c'è, lavora, lotta, intensa, è una squadra fatta da tanti ragazzi che per la prima volta toccano un campo di Serie A, quindi io devo sicuramente vedere i tanti lati positivi, però c'è da lavorare, c'è da cambiare qualcosa, perché il livello è alto, sotto porta non riusciamo a concretizzare qualche palla che riusciamo a costruire, quindi dobbiamo vedere questa situazione di migliorarla e poi vedere non sono queste le partite che noi dobbiamo vincere, però andiamo avanti, cerchiamo di stare più sereni possibili, andiamo avanti e vediamo quel che accadrà. Mister, prima di salutarti, un Cosenza che comunque fuori casa aveva un ruolino di marcia importante, ricordiamo i pareggi di Torino, di Napoli, l'ottima prestazione ad Eboli. Oggi probabilmente un piccolo passo indietro, anche dal punto di vista, insomma, dell'approccio alla partita. Cosa non ti è piaciuto della tua squadra oggi, ecco, prima di salutarti? Grazie. Allora no, guarda, sinceramente non è che cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto. Sicuramente i ragazzi devono cacciare un po' di più carattere, sicuramente il carattere va plasmato, va modellato, va migliorato, perché contro queste squadre che hanno la cosiddetta tigna, quella cattiveria agonistica, quella forza, quella voglia di andare a concludere, a noi questa cosa sta mancando, e poi siamo semplicisti un pochino nell'andare a chiudere le azioni in fase di non possesso palla, con troppa superficialità prendiamo un paio di gol perché siamo deboli, lenti, siamo poco cattivi, quindi questo sicuramente andrà visto e lavorato, ecco, questa è una di quelle cose. Allora ringraziamo mister Tuoto, gli auguriamo un buon rientro a Cosenza. Passiamo a mister Alessandro Nuncorini. Allora mister, una vittoria importante, netta, inequivocabile, una vittoria che ci voleva in un periodo in cui comunque la Fortitudo sta dando grandi segnali di ripresa. Ma innanzitutto, guarda, veramente non voglio essere né banale né peccare di piaggeria, ma devo fare i complimenti al Cosenza perché ho visto una buonissima squadra, una buonissima società, una squadra ben allenata che ha le idee chiare, gioca benissimo con Del Ferraro, ti mette in difficoltà, e noi fondamentalmente abbiamo dovuto anche approfittare di un paio di situazioni, autogol e piccolo infortunio di Bruno Petri, che comunque ci hanno sicuramente agevolato, però mi è piaciuto lo spirito davvero combattivo con il quale ha giocato la squadra. Credo che questo sia poi il segreto di ogni prestazione di livello, e io penso che da questo punto di vista oggi sia stato impeccabile lo spirito di sacrificio, la voglia di rimanere con la porta inviolata per una volta tanto, insomma credo che quello possa essere il piccolo cambiamento che c'è in questo momento, e poi è tutto da scalare la classifica. Un clean sheet che sicuramente gli avrà fatto piacere, che si va a inserire in un periodo in cui la squadra comunque sta subendo decisamente meno reti e sta diventando anche più cinica nella fase offensiva. Probabilmente si comincia a registrare in maniera importante questa Fortitudo. Sì, ma io credo che tutto sommato la prestazione l'abbiano fatta tutti quanti di livello, e questo poi, insomma, quando ci sono tanti giocatori forti come noi abbiamo che giocano una partita di livello, è presto fatta. L'importante è mantenere questo tipo di attenzione e, ripeto, questo spirito di sacrificio, questa concentrazione, determinazione, la voglia non solo di giocare ma anche di difendere il 4 contro 5, di difendere l'inferiorità numerica con Del Ferraro, quindi di fare una corsa in più, uno scatto in più, un passo in più, perché quello è quello che veramente può cambiare le partite. Mister, prima di salutarti, un aggettivo solo per descrivere la Fortitudo di oggi. Ma sì, determinata, molto determinata. Allora ringraziamo mister Alessandro Nuncorini e ridiamo la linea allo studio.
Stoppa registrazione. Stand by. Vengono giuste, registrazione è fermata. Dimmi il finale, vale,